Buonasera, bentornati all'Analisi. L'ospite di questa puntata odierna è il consigliere regionale del Partito Democratico Elio Corda, che saluto. Buonasera. Buonasera. Allora Corda, l'impressione è che siamo arrivati un po' a un bivio con la crisi che non accenna ad allentare la presa. La Giunta regionale ha predisposto con forte ritardo una finanziaria che contiene molte novità e che domani comincia il suo percorso di approvazione in Consiglio con l'arrivo in Commissione Bilancio. Il suo partito però l'ha già bollata come pura demagogia. Lei è su questa scia? Ma il PD non è che l'abbia bollata per un'azione di pura demagogia così, tanto per dire che noi, siccome siamo all'opposizione, diciamo che non va bene niente. Entrando nel merito, per quel che si conosce, perché poi purtroppo la finanziaria, che era stata annunciata già dalla fine di febbraio, arriverà in Consiglio domani all'esame della Commissione Bilancio, per il primo domani. Ma per quel poco che si conosce abbiamo ragione di ritenere che siano solo sparate demagogiche. Non ci vediamo davvero nulla di importante che sia in grado che metta in grado la Regione di dare risposte efficaci ad una crisi che è quella che lei giustamente denunciava. Sì, ma se davvero fosse soltanto esclusivamente demagogia suonerebbe come una condanna, come dire, perché senza provvedimenti incisivi che tutti ci attendiamo, insomma, la Sardegna rischia davvero di sprofondare. Non pensa che la gente non abbia più tanta voglia di schermaglie politiche, e in questo senso credo che anche il voto dato al Movimento 5 Stelle, anche qui in Sardegna, abbia in qualche modo parlato chiaro, cioè forse è arrivato il momento davvero di unire le forze e di fare un qualcosa di emergenziale, o no? Sono d'accordo, io sono tra quelli, come lei ben diceva, che ritengono che il voto espresso per il Movimento 5 Stelle sia un voto di protesta, sia un voto dovuto all'esasperazione in cui la gente purtroppo si trova e non vede spiragli. Questo lo spegniamo. Sì. E non vede via d'uscita. Però abbiamo ragione, dicevo, di ritenere che siano sparate demagogiche, perché purtroppo questo è un déjà vu da parte di questa Giunta, di questa maggioranza e del suo Presidente. Tante iniziative che sembravano, almeno per come erano state abilmente propagandate, pubblicizzate, lanciate, sembrava che dessero soluzione al problema che via via veniva affrontato. Parlo dei trasporti, per esempio. La flotta sarda doveva risolvere finalmente il problema nato dal caro Traghetti, in seguito alla cessione, alla regalia fatta dal governo alla CIN. Viene riproposta la flotta sarda finanziaria? Sì, viene riproposta, ma con quali possibilità di successo anche questa volta? Non è la soluzione secondo lei? Ma io non avevo così un atteggiamento negativo pregiudizialmente, però insomma tutta la condotta, tutta la gestione di questa storia ha portato al fallimento. Intanto il governo regionale ha registrato un forte ritardo nel momento in cui erano in corso le trattative di cessione da parte del governo Berlusconi alla CIN. Era evidente che quello fosse un bel grande regalo fatto alla compagnia CIN. Ecco, Cappellacci, la sua giunta, la maggioranza non hanno avuto la forza di opporsi. Quello era un imbroglio di Stato. È stato molte volte sottolineato questo aspetto. Da lì discendono tutte le disgrazie che poi abbiamo subito in seguito a quello sciagurato provvedimento. Ora, approntare in tutta fretta una flotta sarda, a che cosa ha portato? Abbiamo visto il risultato. Ecco, riguardo ai trasporti è avvenuto questo. Abbiamo visto poi la campagna pubblicitaria a favore del referendum, un'altra sparata demagogica. Ha cavalcato l'onda referendaria, dovevano essere soppresse tutte le province. Che cosa ha comportato di fatto quel risultato? Sostenuto
anche con finanziamenti pubblici, perché la pubblicità istituzionale la utilizza in questo modo il Presidente Cappellacci e la sua maggioranza, ha sostenuto quell'ondata, ha cavalcato quell'ondata referendaria, ha portato alla soppressione delle province quali? Quella di Olbia di fatto, con grave danno, con grave pregiudizio sotto tutti gli aspetti, non solo quelli di carattere amministrativo, politico-amministrativo, ma con i risvolti economici che questa cosa ha. Insomma, da quel che ho capito lei boccia decisamente l'azione della Giunta, però volevo riportare un attimo la finanziaria anche al punto di partenza, perché altrimenti niente si giustificherebbe in questa manovra se non ci fosse la violazione unilaterale per decisione del Presidente del patto di stabilità, attraverso il quale si recupera 1.200 milioni che servono insomma, per le iniziative che sono contenute. Lei su questo è d'accordo? Fa bene la Regione Sardegna a violare il patto di stabilità o sta rischiando troppo? È un grave rischio quello che si corre, perché poi ci sono forti penalità, ci sono conseguenze che inevitabilmente andremo incontro a queste. Cioè, il patto di stabilità finora, chi è che ha provato a violarlo? Si è tentato di farlo, il Comune di Torino mi pare lo stesso, sì. Dopo però ha rivisto un po' le proprie posizioni. E siccome i risultati, cioè si ingaggerà uno scontro istituzionale col governo. Quando questo si concluderà non lo so. Ma l'esito a noi appare del tutto scontato, questa cosa non passerà, cioè la violazione del patto di stabilità non passerà così. È vero che occorre in ogni caso ricorrere ad accorgimenti che ci consentano di uscire da questa gabbia nella quale ci si ritrova, perché l'economia è strozzata, un minimo di una boccata d'ossigeno va data. Però Cappellacci dice che senza violare il patto non si riescono a pagare manco gli stipendi. Ma io quindi credo è una scelta obbligata, tutto sommato. Beh no, non è una scelta obbligata quella, cioè intavolare un discorso col governo, è che purtroppo siamo in una situazione in cui non c'è il governo centrale, situazione gravissima dal punto di vista politico in cui ci troviamo, politico-istituzionale in cui ci troviamo, non ci aiuta, altrimenti l'apertura di un tavolo di trattative con lo Stato, condotta in modo autorevole, non come si è fatto finora, purtroppo, è tale da consentire a questa regione di mettere sul tavolo le priorità che abbiamo. Noi viviamo una situazione drammatica, più che in altre regioni. Queste ragioni devono essere fatte valere. Il governo centrale ha l'obbligo di tenerne conto. Penso alla fiscalità di vantaggio che potrebbe essere, ma col sostegno però del governo centrale. Noi da soli è improbabile che noi riusciamo ad uscirne. Senta, volevo portare un po' sulla sanità, uno degli aspetti di cui si è parlato in sede di annuncio della finanziaria, anche se a quanto pare slitterà questa cosa, vale a dire, sto parlando del dimezzamento delle ASL, che ha già provocato un polverone. Però non c'è il rischio, dico, che andando avanti di questo passo mai si riuscirà a tagliarle le spese della sanità, che poi insomma sono piuttosto pesanti nel bilancio complessivo dei nostri conti? È un'osservazione molto pertinente la sua. Non c'è dubbio che la sanità, il sistema sanitario vada ricondotto ad un serio, serrato, attento controllo. Anche qui, questa maggioranza, questa giunta ha totalmente fallito l'obiettivo. Aveva iniziato con l'obiettivo, anche questo molto propagandato, di accentrare in due grandi aree il sistema sanitario, una nord e l'altra sud. Questo all'inizio della legislatura. Dopo aver creato un po' di scontri a livello di consiglio, ritira la proposta. Aveva promesso questa maggioranza, questa giunta, la redazione del piano sanitario, che è di fondamentale importanza se si vogliono apportare quei correttivi che poi consentono di risparmiare in modo sostanzioso, no? E di ridurre la spesa sanitaria. Il piano sanitario, sono trascorsi oltre 4 anni, non c'è.
non è stato neppure abbozzato. Sono riusciti a presentare un disegno di legge, uno dei pochi in materia di sanità, che poi ha partorito, dopo un percorso piuttosto travagliato, la legge 21, che è un obbrobrio legislativo, cioè doveva riformare la sanità in attesa del piano sanitario. Di fatto hanno combinato un pasticcio, e mi spiego. Attraverso la legge 21, anche per ragioni indotte dai provvedimenti relativi alla spending review, si dovevano tagliare i posti letto, perché noi abbiamo oltre 4 per 1000 posti letto, che è la percentuale della media nazionale. Ora lo dobbiamo portare al 3,7. Attraverso la 21 si delegavano i direttori generali al taglio dei posti letto e quindi ad una riduzione della spesa anche sotto questo aspetto. Il taglio dei posti letto, se lo affidi ai direttori generali, io credo che non sia un obiettivo raggiungibile. Noi ad Olbia soffriamo le più gravi conseguenze di queste scelte. Noi già abbiamo meno posti letto. Noi già abbiamo 1,7, 1,8 posti letto, a differenza di Cagliari, di Sassari, che hanno il 5, il 7 per 1000. Abbiamo già meno posti letto. All'assessore, alla giunta regionale, al consiglio spetta l'obbligo, il compito di riequilibrare una situazione inaccettabile per la Gallura. Abbiamo poco tempo, le volevo chiedere, sul San Raffaele di Olbia, lei pensa che possa entrare in funzione come ospedale o ci ritroveremo una scatola vuota in casa? Guardi, io su questo argomento avevo avuto modo di pronunciarmi oltre un anno fa, per dire che a mio avviso quella struttura andrebbe acquisita dalla Regione, ampliate e quindi messe e allocate lì tutte le specialità che oggi noi non abbiamo in Gallura, che portano i cittadini galluresi a migrare verso altri ospedali in Sardegna e in altre regioni, con aggravio di spesa. Ci riusciremo? Non lo so, io mi ero attirato un po' di ira, forti critiche, per usare un eufemismo, perché avevo osato pensare ad una acquisizione da parte della Regione. Io credo che ora basti con questa storia, perché noi siamo nella trentennale attesa messianica del San Raffaele, che doveva sanare tutti i problemi della sanità gallurese e sarda. 30 anni attendiamo questa struttura che entrasse in funzione, così purtroppo ad oggi non è. Temo che con i tagli ulteriori ai posti letto, perché noi dobbiamo tagliare circa 1300 posti letto, metà pubblica e metà privata, temo che questa possibilità, alla quale avevamo guardato con fiducia, sia ormai, se non sfumata, rischi di esserlo definitivamente. Possiamo ancora rinunciare a rivendicare con forza l'assegnazione dei posti letto che ci sono dovuti in attesa che ci venga, ripeto, che nasca il San Raffaele, che diventi funzionante questa proposta di sanità privata. Io credo che sia tempo di pensare ad un'alternativa. Dividiamo il destino della sanità pubblica nell'interesse dei galluresi dal destino del San Raffaele. Tempo è volato, quindi chiudiamo qui questa puntata dell'analisi. Grazie a Elio Corda, che lasciamo i suoi impegni in Consiglio regionale, visto che ora dovrete lavorare parecchio su questa finanziaria. Grazie per aver partecipato all'analisi e appuntamento domani con una nuova puntata.